Allora, partiamo da... faccio una provocazione. Sapete che circa il 45% delle forze dell'ordine sono impegnate in pratiche burocratiche, cioè sono seduti in scrivania per smistare pratiche. Ora, se fosse possibile prendere una quota a parte magari dei dipendenti pubblici, magari non ottimizzati in quello che è il loro lavoro, e metterli a fare la parte burocratica negli uffici di polizia, probabilmente quei 45% di poliziotti che sono seduti su una carrega a far carte starebbero in strada. E per quanto sia, la divisa, stavo per dire incute timore, no, ho sbagliato, incute ancora rispetto. Quindi se ci fosse veramente tutte le forze dell'ordine che abbiamo a disposizione, perché ne abbiamo, che fossero per strada, il poliziotto di quartiere, piuttosto che, avremmo una presenza costante nel territorio e questo aiuterebbe anche la minor delinquenza. Però mi permetto di fare un passo indietro velocissimo. Ciascuno, così avete velocissimo. poi... Ora, velocissimo. Voglio sfatare un mito del fatto che bisogna portare qui in Italia tanta gente per pagare le pensioni. Le pensioni si pagano se ci sono i contributi INPS. Se ci sono i contributi INPS vuol dire che la gente lavora. Quanti sono i migranti che sono in Italia e che non fanno assolutamente nulla e che non pagheranno mai le pensioni, ma anzi diventeranno un reddito di cittadinanza, diventeranno una spesa in più per la gestione dello Stato? Perché sono persone che poi usufruiscono anche delle spese ospedaliere, dell'uso. E mi rifaccio a quello che diceva Vanin prima. Allora, se ci fosse una cultura dell'accoglienza seria, fatta bene, ovvero sia tu arrivi, ti facciamo anche scuola, ti facciamo anche formazione, ma ti vado ad andare a lavorare. Esatto, vediamo.